amici belli del Zerbi. Va benissimo, figuriamoci, va benissimo. Però parliamone, approfondiamo, perché io non sto capendo molto di quello che succede. Ci dicono delle cose, poi ce ne dicono delle altre. Commentiamo. Allora, io do il benvenuto a Vincenzo Miceli e a tutti quelli che si sono iscritti ultimamente e a quelli che lasciano il like ai video, a prescindere, io dico grazie e andiamo avanti. E vi chiedo onestamente se veramente vi interessa l'analisi tattica di Fiorentina, perché mi sembra un po' già preistoria fare un video sull'analisi tattica. Se vi interessa io domani ve lo faccio uscire, altrimenti do le pagelle in privato a Peppe Di Palma che le raccoglie e andiamo avanti, perché dobbiamo andare avanti. E mi sono permesso già di creare la live della partita con il Lecce, l'ultima di campionato, l'ultima finale, perché ce la guardiamo insieme, facciamo live reaction come si faceva a vecchi tempi, così. È una cosa molto stancante per me che faccio la live e poi continuiamo e facciamo il post gara, però uno sfizio che mi voglio togliere, visto che è così e visto che veramente aspettavo notizie certe per quanto riguarda il famoso nono posto, ma siamo decimi. Allora, una cosa alla volta. Prima di tutto la notizia dell'allenatore, perché mi sono svegliato che c'è una cosa, se ti svegli freddo, no, è Conte che si è raffreddato, si è arrabbiato Conte. Ha sbattuto la porta, ha detto adesso basta aspettare, si è scocciato di aspettare. E allora, ora mettiamoci d'accordo ragazzi, noi tutte queste notizie o ci crediamo e le crediamo a tutte, oppure facciamo una cernita di quello che crediamo o meno, perché non avrebbe tanto senso, capitemi, se il Napoli già sa di non avere un allenatore e lo sa da tanto tempo, secondo De Laurentiis lo sa già da Capodimonte, perché già da Capodimonte lui aveva deciso di cacciare, salvo poi, se voi avete visto lo short che ho postato ieri, insomma, io ve l'ho detto, Guido ve l'ha detto nelle live, per fortuna anche Angelo Forgione si è messo a fare un po' di ricostruzione storica e quindi mettendo a confronto le varie conferenze non l'aveva mai detto, e quindi va benissimo tutto, ma tu già sai, no? Lo sai dall'inizio della stagione che devi trovare un nuovo allenatore. Ora, o hai fatto come facesti con Spalletti, cioè lui ci ha detto che Spalletti l'aveva convinto già a gennaio e quindi già hai trovato l'allenatore, e quindi sono tutte chiacchiere che ti stai facendo divertire i giornali, i tifosi, che questo, quell'altro, Pioli, Gasperini, Italiano, o già hai deciso. E il già hai deciso a me mi porta a pensare a Italiano, perché lo volevi l'anno scorso, Italiano ha detto si è comportato bene, e quindi nella logica delle cose come profilo per la ricostruzione ci sta tutto, solo che De Laurentiis non sempre fa cose logiche e spesso contraddice se stesso, quindi io non riesco più a essere convinto di nulla. Un'altra cosa che poteva essere era, tu Conte l'avevi chiamato, lui ti dice no, assolutamente in corsa non vengo mai, però poi gli hai detto non ti preoccupare, facciamo già la bozza del contratto per l'anno prossimo, perché Conte però Conte cozza un pochino con l'idea di ricostruzione, no? Del meglio così, che De Laurentiis ci ha detto meglio così, più in basso arriviamo meglio è per ricostruire, quindi cozza un pochino, visto che Conte ha sempre detto sì, la piazza mi interessa, però io voglio vincere, voglio competere. Ci deve essere il progetto serio, ci devono essere i presupposti, quindi cozzerebbe un pochino. Ma vogliamo credere che Conte stava aspettando e poi si è scocciato? Vogliamo credere che invece non c'è mai stato niente di serio sul piatto? Si sono visti, ha detto fai il percorso tuo, io faccio il mio. Che poi Conte non abbia tutto questo appeal internazionale, deve trovarla una squadra. Questo è un altro paio di maniche che onestamente poco ci interessa. Idem per quanto riguarda Pioli o Gasperini, che sono due allenatori all'antitesi proprio. Quindi quello che non capirei è il Napoli sta scegliendo con il Panariello, cioè sta agitando il Panariello, chi esce va, perché mi sembra strano fare bozze di contratto per 4 allenatori così diversi e adesso aggiungiamo il quinto. Ora, il fatto che sia uscito il nome del quinto e sia uscito da Carlo Alvino mi dà l'impressione che sia un'altra operazione Napoli
che ci fa parlare un pochino, ci mette... probabilmente, ecco, il nome di De Zerbi stempera un pochino il nome di Conte, perché prima era Conte o niente, e gli altri convincono di meno, qualcuno si fa piacere Gasperini, ma non sia mai Pioli, non sia mai italiano. Il nome di De Zerbi è un po' più esotico, e se andiamo ad ascoltare un sondaggio per capire se ci fosse la disponibilità, il Napoli lo ha fatto nella persona di De Laurentiis con Roberto De Zerbi. Notizia esclusiva della mattinata: Carlo Alvino, De Laurentiis, che vorrebbe Gasperini, che sonda Conte, che tiene in caldo Italiano e Pioli, stamattina ha contattato Roberto De Zerbi. E allora vale tutto, cioè veramente vale tutto, potete dire la qualunque. Ora, quando una notizia esce da Alvino, io ho sempre l'idea che arriva direttamente dalla società, che sia vera o meno, che Alvino non ha nessun problema a mettere in giro una voce falsa, tanto lui non ha bisogno di mantenere una credibilità, può mettere una voce falsa, così mi ha detto il Napoli, così mi dice direttamente De Laurentiis, e io vi riporto che cosa se ne frega lui se poi succede o meno. Però mi sa di input direttamente dalla società per stemperare un pochino la cosa di Conte, che era Conte o niente, e quindi dare un pochino di fantasia al tifoso che magari con De Zerbi, che è un nome più così, ci ragiona. De Zerbi, che era un nome che noi avevamo escluso a più riprese, perché un allenatore in rampa di lancio, un allenatore che oddio, in rampa di lancio è un allenatore da Napoli, però è un allenatore che già aveva fatto uno step di internazionalizzazione finendo in Premier, e che lì volesse rimanere. Però è la settimana degli addii anche strappalacrime, e abbiamo visto un De Zerbi salutare il pubblico, con il pubblico che grida "We want you to stay", vogliamo che rimani, e poi c'è quella cosa di Klopp, adesso ne parliamo. Però pare, ci fanno sapere che non c'è più la clausola, quindi la clausola aveva già detto il Napoli non si va a comprare un allenatore, anche se i soldi li teniamo, se ti piace proprio, cioè se sei diretto, deciso per quell'allenatore, te lo vai a prendere, qual è il problema? E il Napoli non si può mettere paura di 15 milioni, l'allenatore per ricostruire il progetto. Però ci fanno sapere che non c'è più la clausola, sono messi d'accordo e quindi si può svincolare. Ora però leggevo anche di questo Luca Cerchione, teniamo sempre presente, perché alcune cose che ci ha detto Luca Cerchione non sono mai avvenute. Per esempio Jeff Bezos, per esempio il fatto che il Napoli non si stia allenando più e fanno solo le partitelle, cose smentite o cose impossibili. Luca Cerchione ci dice: la clausola di De Zerbi non è decaduta, ma è stata ridotta grazie a un gentleman agreement. Per accaparrarsi il tecnico c'è stato, quindi già c'è un club che ha pagato gli inglesi circa 5 milioni, meno della metà di quanto previsto. In questo momento è già tutto fatto, ricordate quella frase, Conte è già tutto fatto, ma dell'entourage non trapela nulla, c'è massimo riservo sul nome della squadra con cui si è accordato Roberto De Zerbi, quindi già l'ha fatto. Quindi se il Napoli già l'ha fatto, non c'è da aspettare, eccetera eccetera. Però ritorno alla domanda di prima: ci fidiamo? Ci fidiamo di chi ci ha detto balle prima? Io voglio trovare un nuovo nome, le frottole, mi piace la parola frottola, quindi tutti i giornalisti o anche i tifosi che dicono cose, perché pure i tifosi, io ho la fonte, chiamano tutte le trasmissioni, è già fatta, Pecchia è già al Napoli, per esempio. I fruttoli. Mi divertirò a chiamarli fruttoli, non è un nome offensivo, è un nome carino, anche sfizioso, i fruttoli che dicono frottole. E quindi ci fidiamo? Come vogliamo fare? Cioè, che tipo di lavoro è? Che ognuno può dire quello che vuole, e se non si avvera, vabbè, ma quel calciomercato è misterioso. Ma se è misterioso, mosca e aspetta i fatti. Quindi mi dite voi se vi fidate o meno. But I have an idea. Penso di dover ripetere quello che dissi all'epoca di Napoli-Verona, quando si parlava poi del futuro del Napoli, mi si facevano i nomi degli allenatori e io vi dissi: a me l'allenatore interessa fino a un certo punto, perché devo capire cosa vuole fare la società. La società oggi ci ha detto, cioè oggi nell'ultima conferenza ci ha detto: aggiungeremo figure societarie. Benissimo, ed è una cosa che noi ci auspichiamo e speriamo che siano bravi e che abbiano libertà di lavorare. Il delegare è la parola chiave per me. Però ci fidiamo? Cioè
Ci avevano detto anche che stavano mettendo la prima pietra a Bagnoli per il nuovo stadio. Non è vero, smentisce se stesso. Quindi ci fidiamo, oppure alla prossima conferenza lui ci dirà: ma sai, veda tesoro, amore mio, io ci ho pensato, ma queste figure societarie, se poi sono juventine e fanno contro di te, e non è il caso, e non è meglio avere gente di famiglia fidata. De Laurentiis può tranquillamente uscirsene con una frase del genere e nessuno gli dice niente quando dice una frase del genere. Per esempio, adesso ci stiamo esaltando con Manna, perché arriva Manna che addirittura potrebbe chiudere in fretta il rapporto e addirittura presentarsi con Lecce. Già, va benissimo, ma non ci avevi detto che Giuntoli, il problema di Giuntoli serio era che era juventino e che quindi non lo potevi sopportare? E poi ti vai a prendere Manna che esulta come un pazzo allo stadio quando segna, anche quando segna la Juve, non quando segna l'Under 23. Cioè tu dici con l'Under 23 è normale, lui ci sta lavorando ed esulta, ma proprio segna proprio per la Juve, cioè proprio quindi Manna va bene, Conte va benissimo, Gasperini eccetera eccetera. Io vi avevo detto, lui proprio ha bisogno proprio di gente juventina, li cerca, è proprio tutto il contrario di quello che hai detto di Giuntoli. Li cerca, li va trovando, e addirittura Pedullà insiste sulla notizia di Rugani, che poi l'allenatore va benissimo. Per me tutti gli allenatori vanno bene tutti e 5. De Zerbi, Conte, Pioli, Italiano e Gasperini vanno bene tutti e 5. L'importante è che tu li faccia lavorare per bene, gli dai un contratto lungo, non interferisci, se ti chiedono un giocatore vedi di pigliarglielo perché i soldi ci sono, non metterti a tuzzo, sii gentile, sii elegante e non creare a prescindere subito rapporti di frizione e non dare alibi ai giocatori o ai giornalisti e gli dai modo di metterlo in discussione altrimenti. Ed è una cosa che tu hai fatto con Sarri, quindi io non sto chiedendo a De Laurentiis una cosa impossibile. Lo hai fatto con Sarri, che non era manco la tua prima scelta, ma ci hai creduto quando è arrivato. Benissimo, non è arrivata la vittoria, ma era un Napoli che viaggiava alla grande. Questo è quello che chiedo a De Laurentiis, di fare il presidente e basta, di non scegliere il modulo, di non scegliere i giocatori, li fai scegliere a Manna o a chi vuoi tu, e non presentarti con i foglietti che Lindstrom è alla destra, perché là facciamo ridere i polli. Quindi tu fai questo. Poi e nei rapporti, lasciare che i rapporti si sviluppino in un certo modo. E se riesce, qua chiedo l'impossibile, perché purtroppo è il carattere suo, che un giorno è dolcissimo e un giorno ti fa incazzare e un giorno prende a parolacce i suoi stessi collaboratori, e quindi sarà successo anche con gli allenatori. E mi facevano vedere questa cosa qua. I heard the song today a few times and I you can do that, I have no problem with that. Let's see how the response will be. La 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 la. Imagine the next season starts and you are not waiting what's going on. No, you go full throttle into it. You welcome the new manager like you welcomed me. You go all in from the first day. Non si poteva fare così, cioè mantenere dei rapporti. Mantenere dei rapporti, progettare il futuro insieme senza arrivare agli scontri, senza arrivare a lo devo trattenere, l'errore mio è stato che non l'ho incatenato, lo dovevo incatenare col contrario. Questa è una nuova frontiera, lo stanno facendo molti allenatori, si decide prima, si fa sapere al club, si fanno delle dichiarazioni, i tifosi si preparano senza fare tragedie perché si va avanti e si prepara il futuro, e addirittura un passaggio di consegna ideale con serenità, senza polemiche, senza brutte parole, senza frecciatine. Ora non dico di arrivare al livello del Liverpool perché siamo su un altro pianeta, però per il futuro io mi auspico questo, perché auspicarsi altre vittorie è nella natura del tifoso, ma per non rimanerci male dobbiamo anche scendere coi piedi per terra e capire che storicamente il Napoli non vince tanto. È difficile ed è anche generoso chiederlo a De Laurentiis di continuare a vincere. Il problema è che ce l'ha detto lui e quindi noi ci siamo illusi, siamo clienti illusi e vessati. Ma io non chiedo questo, io chiedo
piano piano di creare un ambiente più sereno dove si può arrivare terzi, quinti, anche se decimi è fallimento. Chiariamoci, decimi non si può arrivare. Però ti capita l'annata in cui la Roma e la Lazio sono più forti di te e ci può stare, alla Benitez ci può stare. Però devi arrivare ogni tanto terzo, devi avvicinarti, puoi arrivare quinto un anno e non succede niente, ti fai magari un'Europa League per vincerla. Sono tutte cose che possono essere positive, ma si deve creare un ambiente sereno, si deve essere chiari con i tifosi e con i giornali. I giornalisti anche devono essere chiari, perché anche loro l'hanno detto, ha detto: se lei non ci dà il titolo noi ci inventiamo le frottole. E De Laurentiis si diverte di più a far dire loro le frottole, così dopo può dire i media, non credete ai media. Capite che in questo giochino De Laurentiis si diverte, perché comunque la Filmauro sta a posto, il suo fatturato comunque lo fa, che si vinca o si perda a lui non interessa, perché ce lo ha detto lui, anzi forse lui preferisce che non si vinca, perché poi l'aspettativa è troppo alta, devi alzare gli ingaggi, devi fare un certo mercato, quindi lui è stato un incidente di percorso, e la voglio spiegare bene, la spiegherò bene in questi giorni anche con l'aiuto di Guido, che lo scudetto è stato una delle cose più brutte per lui, veramente una tragedia, e ce l'ha dimostrato. Purtroppo con la vecchiaia è un po' scivolato con le parole e ce l'ha detto proprio chiaramente, ma va benissimo. Io accetto una squadra che lotta con fierezza anche per un posto in Europa, un posto in Champions, però vorrei tutto il contorno fatto meglio. Arriva un giocatore, lo si presenta bene, un giocatore se ne va, lo si saluta bene e si crea di nuovo un rapporto tra i tifosi e i giocatori di grande livello, perché non avendo noi la storia, non avendo noi i trofei che parlano per noi, l'identità del club è data dall'unione tra i tifosi e i giocatori. È l'unica cosa che ci rimane e dobbiamo coltivarla. Questa è la mia richiesta al presidente. Quindi De Zerbi ben venga, Italiano, Conte, tutti ben vengano, però bisogna già aver deciso, perché sono 5 nomi completamente diversi tra loro, e se ancora al 20 maggio non abbiamo scelto e stiamo aspettando così, non comincia benissimo né l'avventura di Manna né il prosieguo dell'avventura di De Laurentiis. Vuol dire che le idee non sono chiare, e quando le idee non sono chiare poi dopo ci si basa su delle intuizioni, sul sentiment, sul feeling, e questo non va bene, perché poi c'hai una squadra da rifondare, sono giocatori che da soli non viaggiano, hanno bisogno di una guida importante, e quindi allenatore e una società un pochino più strutturata. Vediamo se succede. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Fatemi sapere se avete intenzione di vedere un'analisi tattica o se non vi interessa proprio. Io vi leggo, e nel frattempo potete già andare, dopo aver lasciato il like qua, potete già andare a mettere i like preventivi della live reaction che faremo contro il Lecce. Cerchiamo di divertirci, perché è l'ultima. E non fatemi domande, ma il nono posto va bene se la Fiorentina arriva, perché con questa domanda siamo scesi sempre di più e noni nemmeno ci arriviamo, ed è una situazione grottesca.